E rimaniamo in tema di uve, anzi, se dico raggi di luna, parlo di una vendemmia spettacolare, originale, che avviene da qualche anno in quel di Vittorio Veneto. Il servizio. Terza edizione per la vendemmia notturna di Sara, l'evento creato da Sara dei Tos, titolare della vigna di Sara, che è diventato un unicum in Nord Italia. Nella splendida tenuta di Vittorio Veneto, in una serata di luna piena, sono stati tantissimi gli ospiti giunti per ammirare e provare di persona questo originale metodo di vendemmia che, lungi dall'essere una moda, è una nuova frontiera dell'innovazione nella produzione del prosecco conegliano Valdobbiadene di OCG. Dalle uve vendemmiate alla luce lunare, infatti, Sara ricava un prosecco dal nome e dal sapore inconfondibile, Grappoli di Luna. Siamo alla terza vendemmia notturna, la terza edizione diventa sempre più importante e soprattutto poi il prodotto che ne deriva, che è il Grappoli di Luna, diventa sempre più buono. Le uve vengono tenute assolutamente distinte, vendemmiate di notte, quindi dà una qualità superiore, dei profumi diversi, proprio grazie alle influenze della luna. Fa bene al vino, voglio dire, non lasciare i grappoli d'uva sotto il sole ad asciugare, a seccare, fa sicuramente bene al vino e prova ne è questo prodotto meraviglioso. E soprattutto questo è un vino vegano, nel senso che non è chiarificato con l'albumina o con polvere di molluschi o altre cose, ma fatto in maniera assolutamente naturale, con polvere di pisello, con polvere vegetali, ed è fantastico. Un evento che da 3 anni a questa parte richiama sempre più personalità del mondo dello spettacolo, conquistate da una pratica che ha aggiunto una nuova suggestione al fascino tradizionale della vendemmia. Molto affascinante, ed è anche un modo per aggregarsi, per unirsi e per far scoprire alle persone questo mondo meraviglioso che è l'enologia, e quindi perché non vendemmiare e brindare contemporaneamente. Noi in trasmissione diciamo sempre, per poter giudicare bisogna assaggiare. Qui si è parlato di luna, si è parlato della vendemmia notturna e io ho portato, scusami, le bollicine. Perfetto. Ho fatto bene. Un brindisi. Ci vuole il brindisi alle vigne di Sara. Sì, E poi direi viva le produttrici donne. Diciamolo? Allora, Perché un tempo il vino era solo per gli uomini, era comunque un settore dedicato solo agli uomini, solo gli uomini degustavano i vini, invece no, grazie a Dio, insomma, questa cosa si è sdoganata, ci sono tante produttrici donne e anche tante appassionate di vini. Benvengano le produttrici donne e benvengano gli uomini allora che bevono il vino delle produttrici donne. Noi ci mettiamo da parte e assaggiamo, degustiamo. Una giovane e anticonvenzionale produttrice di prosecco che non smette di stupire con le sue innovative proposte, come la Lunoteca, originalissima sala degustazione realizzata all'interno di una botte da 500 ettolitri, oppure il premio Vigna di Sara Bio per l'agricoltura eroica, prima edizione di un riconoscimento dedicato alla passione autentica dei viticoltori che ha portato a Vittorio Veneto Fabrizio Basile, produttore di Pantelleria. Una continua ricerca attorno al prodotto vino che fa di Sara una delle più felici espressioni del fenomeno prosecco e della sua naturale modernità. Cresce anche bene e soprattutto guarda il futuro pensando al biologico. Penso che questo sia un altro merito di una giovane mamma che ha deciso di fare prosecco. È una delle tantissime produttrici di prosecco e penso che sia anche un bel biglietto da visita a livello internazionale. Queste sono le aziende giovani, le aziende che si presentano bene, che fanno innovazione.